Cimbra di Folgaria, Lavarone, Luserna e della Vigolana in Trentino. L'Alpe Cimbra è uno dei territori del Trentino ed è ormai famoso per la sua ricca proposta di attività per la stagione invernale. 100 km di piste per lo sci alpino nella schiarea Lavarone e nella schiarea di Folgaria, 80 km per lo sci nordico nei due centrifondo di Mille Grobbe e di Passocoe e tantissime attività sulla neve, dallo sled dog alle fat bike, alle cascate di ghiaccio, ai lunghissimi trekking e ciaspolate per raggiungere anche le vette più alte. La schiarea Alpe Cimbra si è caratterizzata in questi ultimi anni soprattutto per una grande attenzione alle famiglie. Questo significa avere tante piste adatte ai bambini, ai principianti, baby park e Kinderheim sulle piste e anche una ricca proposta di attività oltre lo sci, tutto racchiuso nel programma Alpe Cimbra Family Emotion. Ma l'Alpe Cimbra d'inverno non è solo sci, è anche molto altro. Innanzitutto lo shopping nel centro di Folgaria, un centro alpino con tantissimi bar, ristoranti e negozi, un centro tipico che unisce tradizione a innovazione, ma poi anche la cultura, perché sono tanti luoghi che parlano delle nostre tradizioni, della nostra identità e della nostra unicità. Così Guardia, il paese di Pinto, o Luserna, l'unico luogo in cui si parla ancora la lingua cimbra, è entrata di recente a far parte dei borghi più belli d'Italia. E poi Lavarone con il suo splendido lago che d'inverno ci ghiaccia e diventa una grandissima pista da pattinaggio, ma anche i suggestivi trekking come il respiro degli alberi o la nuova installazione che sta diventando famosa veramente in tutta Europa, che è il grandissimo drago di Vaia, il più grande drago in legno costruito in Europa, è alto 6 metri, sono state utilizzate 3000 viti ed è una vera e propria opera d'arte che domina la bellissima location di Lavarone. E poi la Vigolana, che si caratterizza invece per i prodotti a chilometro zero, per il torrente Centa, che è una zona di una bellezza naturalistica veramente prepotente e soprattutto per la sua tranquillità. Quello che ci caratterizza è proprio la grande varietà dei paesaggi, i tanti borghi antichi, ma anche la facilità di raggiungere facilmente il vicino territorio di Rovereto o di Trento, in particolare con il famoso museo Muse e il centro storico veramente molto molto bello. Altra cosa che è molto apprezzata è sicuramente la vicinanza, perché dalla Slovenia e dalla Croazia in sole 4 ore si può raggiungere facilmente la nostra bellissima destinazione. I nostri piani per il futuro sono continuare gli investimenti nella schiarea e nello sviluppo dell'offerta ricettiva, ma anche delle attività che possiamo offrire ai nostri ospiti, non solo in inverno ma anche in estate, perché ricordiamo che l'Alpe Cimbra è una destinazione che offre veramente tantissimo anche d'estate, innanzitutto per gli amici che amano la bike, quindi stiamo lavorando molto nello sviluppo di sempre nuovi tracciati, abbiamo un bellissimo bike park e un'altra area con dei percorsi flow sviluppata proprio nella prossima estate su Folgaria e saremo anche tappa del Giro d'Italia a maggio 2022. In questo momento ci stiamo confrontando anche noi con ovviamente le conseguenze di questa pandemia. Il Trentino e la nostra destinazione però hanno dimostrato in questi 2 anni di essere sempre pronti a recepire tutte le nuove regole che vengono imposte, di farle rispettare, salvaguardando però anche la serenità e il divertimento degli ospiti. Le regole sono necessarie per poter continuare a lavorare, per far sì che voi possiate venire a sciare e quindi vi raccomandiamo sempre prima di arrivare di controllare sul nostro sito che è alpecimbra.it tutte le informazioni che riguardano le regole sul Covid-19 per la nostra salute, per la vostra salute e perché la montagna possa continuare ad accogliervi sempre al meglio. In questi anni è aumentata tantissimo il numero di turisti che ci scelgono dalle nazioni estere, tra questi siamo felicissimi di annoverare gli amici della Croazia e della Slovenia
che ci scelgono soprattutto nel periodo post vacanze, ma abbiamo tantissimi clienti che arrivano anche dalla Polonia, dalla Repubblica Ceca, dall'Inghilterra, e grazie alla nazionale americana che ha scelto nell'Alpecimbra il suo luogo per svolgere tutti gli allenamenti durante la stagione invernale, la notorietà dell'Alpecimbra si sta via via diffondendo in tanti altri paesi stranieri. Venire sull'Alpecimbra significa scoprire una montagna che vi lascerà incantati proprio per la sua diversità, per l'accoglienza che sappiamo riservare agli ospiti e per la capacità di rendervi partecipi di quella che è proprio l'ospitalità italiana. Venire in uno dei nostri hotel, dei nostri residence, dei nostri appartamenti, bed and breakfast o agritour significa proprio come entrare nella propria abitazione e sentirsi subito a casa, con tutte quelle attenzioni che si riservano agli ospiti più graditi che vengono a trovarci a casa.